A questo punto io penso che le professionalità si da Stenhouse. Devo e tutto se ho 10 anni traballando con suo sardo, ma tengo collega, sa Veronica, tu pure, Paolo, altra gente che possa entrare in scuola, a fare corsi con i spippius, a traballare in radio, a fare sotto il giornale in sardo, a scrivere in un giornale in sardo, non ti tenevo, non è che sia un movente di nulla. Dunque, più di su di noi penso che sia Sagana, ancora, pago dei politicos e troppo pago ancora di questa gente pure, de ci crede Bruso a mandare a innanzi questa cultura nostra, non voglio a si serrai o andare a vivere in su nuraci a fuori del suo mondo. Voglio a entrare in suo mondo come sardos, senti sardos e protagonista in suo mondo con sa lingua nostra, con sa cultura nostra, ovettus ai satros, che non dei problemi, si assicuro, che scieu su chi ne sei, di onde sei venendo, di onde sei andando, cioè, invece se che noi potevo pensare di entrare in un mondo strocendo il sallino, penso che noi sa fare dritto un meta, poi queste stroccitura non interessano a nessuno. Uno che cicca cosa si cicca su originale, di questa stroccitura non se ne va in nulla. Invece noi che proponevo su questa storia nostra, penso che possa essere originali e protagonista di Aderos, che non di complesso, come ti viene a rendere Maria Grazia, ma potevo camminare, potevo spesare questa conca e camminare, che hanno sempre spago cosa, dei satros, penso de. Veronica? Nulla, dove invece se vuole come tenere una cosa su queste questioni. A Susano devo dire che ti manca proprio ti manca di una molla economica, poi vai con su passa innanzi se da vai tornare a proporre come lingua utili. Ed è una nuova cosa, dopo una nuova in carriera, buona questa premessa. Poi te che tornai, ovvioso che figlio nostro sono parenti ben italiano o inglese, poi te che ti aiuta a cattare traballo, poi te che ti sei messo concorso, poi te che ti sei a relattare in meglio con i altri, poi fai bella figura, può essere dogus, può essere su chi... E in sardo invece, se vuoi tu non vuoi dare su sardo. Su sardo non ti lo domanda nemmeno se potrà ballare, chi da uscire a nemmeno ti domando esci su sardo, che quando banza fai concorso, che quando banza fai esame, che quando banza domandare quello si sia traballo. E dunque se devo che sia tutto un gui, o comunque non tutto, ma meta sia da un gui. E dunque devo che questa classe politica da pietà vai o passo coraggioso, ma poi manco meta, che è vero so che insomma sa lei 26, adesso 97, nara, sa lei regionale, nara che su sardo, densa proprio dignità ed è italiano, e questo capo sono le cose che si salva di questa lei. Beh, sa cosa dovrei che contegno su questo principio, questo articolo. E come te calli adesso a me maniera de nai i sarsa, che su sardo, ma in domo nostro, ten su proprio i valori dell'italiano, beh, e sa, messo un corso su con nai, poneuso che uno deve conoscere su sardo a Marolla come ti conosce italiano. Non so se italiano lo deve conoscere a Marolla, che non lo ti va a incontrare. Poi te non lo potevo fare con su sardo, canto io da costare operazione 10 in termini economici, nulla. Al massimo studente magari scommissario che ti repente che stia su compito o ti repente intendi che stia onendo. E dunque devo credere che non sia scelto fatto economico, poi tabetta pozza segnalare, ma servono soldi, perché cosa è nato tutto in italiano questa scusa, servono soldi, siamo in crisi, i bilanci, eh? Beh, poi cosa ci diranno scindioide? E dunque è scelto un fatto di volontà di politica, che manca. Poi tornai, pozza a me, da questa classe politica, e non riuscivo, i capas come tapponavo stata rotta, a pensare che insomma, questa cultura che balliata via questa italiana, questa allea, questa nostra non ballia nulla, e dunque questa unica cultura superiore via sta dei satrus. E i sassi sardo non ballia nulla, e come tennai la classe politica dirigente che a vendius questa cultura sua, questa regi sua, in nome di cultura presunta superiore, ma che superiore evidentemente non è. In questo scelto viene. C'è qualcuno che vuole di aggiungere qualcosa su queste questioni? Eh, Devo piacere che questa bella picciocca che portava su noi, Biontina, ha comprato 8 su no.
Me lo può dire anche in italiano? Eh? Se un Andy comprendo tutto, senza problema, sa. Beh, insomma, da una innanzi si impari, faccia a pari, qualcosa non è unica, poi c'è di altra gente, però chi l'ha fatto. Però rara sicuramente sì, questo già è. I sinteri comunque uno pensa che vogliono qualcosa, la ricordo che noi sul libro è in vendita, costa da scetti 8 euro, dunque è un prezzo più che come tennai è barato, insomma, è un prezzo sociale, dunque se chi si deve piegare si accosta dai noi, magari pur satrato, come tu vedi, se lo pigata. E ci insomma, qui si spesa questa benzina, non dirà storra, tenere pazienza. Beh, sa desiderato noi, e grazie a tutti per essere venuti. Ho prima acabare, vorrei grazie all'amministrazione comunale, assessore alla cultura che è sempre stato disponibile, se ne andavo pagora e se dispragio. Ho la ricordare da chiedi, teniamo un altro appuntamento con Salosa de Osana, un bello libro di Giovanni Francisco Vintori, tutto un sardo. Torro grazie pure da Punnai, a Elvio Marras, vicepresidenza Proloco, che hanno detto sicuramente non gli ha salvata questa cosa, e naturalmente la presenza Proloco che sicuro, ma rispetta pure, come presidente, è sempre disponibile.